puntatone speciale di Memmentino News, beh, l'avevamo promesso e siamo qui con i nostri potenti mezzi, più buona volontà che potenti mezzi, però intanto la volontà c'è, i mezzi ci reggono per adesso, per cui siamo qui tranquillamente e come al solito una gran voglia di fare una gran polemica. Questa volta una puntata speciale, molto divertente ma non solo, molto interessante ma non solo e sicuramente polemica come piace a noi. Abbiamo oggi ovviamente Enrico Balletto con noi. Enrico, ciao e bentornato. Ciao, grazie. Ciao a tutti. L'ospite speciale della puntata, specialissimo. Gran piacere per noi, un grande piacere e il desiderio comunque di dare ovviamente risalto al valore dell'ospite, ovviamente, colui il quale ci ha dimostrato in questi anni che si può ancora irridere il potere, si può ancora fare satira, si può ancora far pensare senza avere il piatto dall'altra parte. Libertà di pensiero, di satira, di polemica in generale. È con noi Sandro Torella. Sandro, buongiorno. Benvenuto. Grazie Gabriele, Enrico, buongiorno a tutti voi. Ma che bello. Sì, ci regge il mezzo tecnico per fortuna. Allora, Sandro, donati il benvenuto a Memmentino News. Io ho voluto ricordare ovviamente, stavo esprimere come il concetto che la libertà di pensiero, la libertà anche di poter dire il contrario e soprattutto di far ridere nel dirlo e dirlo in maniera anche ironica, satirica, sfottendo il potere, ma non soltanto, facendo capire che il potere non può averla vinta, perché la libertà di pensiero, soprattutto, è la cosa fondamentale. Sfortunatamente, Sandro, siamo stati vittime tutti quanti di una brutta magia, di un brutto incantesimo di magia nera. In questi 3 anni abbiamo visto stranamente trasformare il pensiero di molti da apparentemente indipendente a sbaccatamente conformista. Allora, Sandro, io ti volevo intanto dare la parola e iniziare comunque sia, oltre che darti il benvenuto anche comunque sia per iniziare questa nostra chiacchierata in maniera proprio piacevole e anche molto incisiva. Sembra ieri, ma sono passati 3 anni. Nel 2020 qualcosa è cominciato e qualcos'altro è cambiato. Ora, noi adesso diamo la parola a Sandro Torella perché Sandro Torella ci porterà un pochettino da un punto di vista del suo pensiero e della sua arte a ripercorrere un po' questi 3 anni insomma, come se li potesse narrare lui in una sorta di documentario, ecco, voce fuori campo non rispettosa del potere. Sandro, sono passati 3 anni, una storia strana, incredibile e perversa. Che ci puoi dire? È una domanda veramente complicata a cui rispondere, anche perché diventa una seduta psicoanalitica, sì, è una cosa impressionante, se ci penso non posso crederci. Mi ricordo i primi periodi, io stavo facendo uno spettacolo che si chiamava Coyoti da tastiera, proprio parlando della rete e di come potesse influire, no, sulla mente delle persone. Era già il periodo in cui la Terra era piatta assolutamente, infatti pensavo che Cristoforo Colombo è diventato il primo astronauta della storia perché sbagliando strada è caduto nel vuoto. Sì, è caduto nel vuoto, quando è piatto. E allora mi chiedevo, no, perché poi ognuno aveva la sua teoria su qualsiasi argomento, ma non pensavo mai che potesse diventare complotto nella testa della maggioranza delle persone delle cose ovvie. Ad esempio, che un politico possa essere corrotto. Perdonatemi, ma che cazzo di complotto è? Viviamo in Italia, io non lo so, De Lorenzo. Dice, ma voi veramente pensate che il sangue possa essere infetto? Ma De Lorenzo lo siete scordato? Tra l'altro iscritto all'ordine dei medici, mai cancellato. Vero. Oggi se vuoi farti fare una ricetta da De Lorenzo, lo puoi fare. Oggi si cancella dall'albo uno che magari ha curato migliaia di persone. Stiamo di fronte a una situazione paradossale. Vogliamo parlare di Ustica? Vi va? Vogliamo parlare delle stragi di Stato? Siamo in un paese un po' particolare in cui capita di tutto. Abbiamo osteggiato, abbiamo tirato le 100 lire in faccia a Craxi. Craxi è morto di 200 lire in testa. Stiamo di fronte a una situazione in cui chiunque ha contestato in maniera forte la politica e il governo 5 Stelle ne è stato un emblema, e poi a un certo punto i politici diventano i nostri eroi. Ma perché?
Io già questo non capivo. Bella domanda. Vedi? Sì, prego. Dimmi. No, allora, la cosa però peggiore, poi magari dopo che dopo il tuo intervento do la parola a Enrico, la cosa peggiore è che nel 2020 è avvenuta un ulteriore peggioramento, o se vogliamo il disvelamento più cupo e oscuro di questa forma mentis. Alla fine questa politica, che in un modo o nell'altro si cercava anche di ridere con la satira, diciamo così, di regime, la satira che noi fintamente credevamo libera, alla fine svela i suoi veri scopi, svela il suo vero sistema e ci ritroviamo con un sistema politico che cerca di modificare, di dominare la vita biologica in quanto tale. Quindi un tentativo proprio di instaurare una dittatura della vita, in tutti i sensi, a partire da quello sanitario. E la satira sparita, completamente. Dove è finita la satira? Dov'è la comicità? Dov'è il modo di ridere il potere? Tutto sparito. Sandro, siamo veramente arrivati a un punto incredibile. Cioè uno si girava... Sì, parlavano tutti quanti la stessa lingua, ma volendola sai che c'è la satira, quella vera, nel senso il pensiero, al di là poi della satira in senso stretto, anche proprio perché poi il teatro uno pensa che esista da un lato la comicità e dall'altro deve esistere il teatro cosiddetto serio, ma il teatro, il cinema dovrebbero raccontare le cose dal punto di vista dell'autore per come le vede. Non è che soltanto la satira che deve essere contro il potere, ma è qualsiasi tipo di narrazione artistica che è un pensiero libero di un autore. Lo stesso la musica, cioè io non posso vedere Vasco Rossi, vita spirituale, drogiamoci tutti, a un certo punto no, mettete la maschera. Ma che sei Vasco Rossi, capito che voglio dire? Cioè sei il re, sei il nostro Escobar, sei, che cazzo? Cioè, non è possibile conformarsi quando sei un artista. La sintesi diventa che non esistono artisti, cioè noi chiamiamo artisti persone che in realtà sono degli impiegati del mondo dello spettacolo, pari a un contabile, perché un artista dice quello che cazzo gli pare, ragazzi, dice quello che gli viene, anche sbagliando, però è quello, è l'istinto di dover raccontare la realtà così come la percepisci con una tecnica, che è la tecnica del pittore, del cantante, dell'attore, dell'autore. Se manca questo significa che siamo tutti quanti vincolati a un servigio che non c'entra niente con l'attività primaria che dovrebbe essere quella della libertà espressiva, altrimenti dov'è arte uguale creatività? Se nella creatività metto un vincolo che posso dire soltanto quello che mi impongono, non è più creatività, è qualcosa è impiegatizio, e peraltro un impiegatizio pure brutale. Non so come la vedete voi. Assolutamente, sono d'accordo con te, lo do la parola a Enrico, mi limito a commentare che giustamente ci hai illustrato in maniera perfettamente sintetica e brutale quello che è successo a livello della comunicazione, a livello dell'arte. Semplicemente si è scoperto chi aveva, diciamo così, riceveva il piatto di minestra dal potere e chi no. Purtroppo la maggior parte riceveva il loro bel piatto di minestra dal potere e questo è il risultato. Ora lo sappiamo. Abbiamo la dimostrazione fisica chiara, sappiamo chi è, cosa fa, chi sono e cosa fanno. Enrico, abbiamo la consapevolezza di questa cosa ormai. Guarda, a me quello che adesso sentendo il ragionamento che vabbè, io conosco e perché con Sandro ci siamo entrati in contatto praticamente quando eravamo ancora chiusi in casa. Immaginatevi. Sì, quindi da principio praticamente. La cosa curiosa in tutta questa riflessione che è sacrosanta appunto sul discorso della definizione di artista è vedere tutti sti cantanti, no? Io sentivo no? i vari giovanotti, i rapper, no? J-Ax, tutta sta gente che per definizione dovrebbero essere antisistema, no? Perché il rap nasce come musica dei ghetti, delle gang, delle bande, delle lotte, chi più ne ha più ne metta, dei quartieri poveri, ma giusto per fare un esempio, no? E nasce come musica antisistema, musica popolare, musica se vogliamo, più per i testi che per la musica di per sé, e poi invece ce li ritroviamo, come diceva giustamente Sandra, fra gli impiegati. La cosa che mi fa sorridere è vedere che questa libertà, no? Libertà tra virgolette, di dire quello che gli pare, la rivendicano i giornalisti. Quei giornalisti che sono oggi
esistessi proprio la rappresentazione in carne ed ossa di quel impiegatizio di cui parlava Sandro, e che quando poi sono stati direttamente interessati portati in tribunale per qualche esposto, querela, eccetera, no? Che fosse un politico, che fosse qualcuno che si doveva difendere da determinate accuse, perché chi si è reso protagonista di satira, ironia, o ha provato a combattere in maniera diretta mettendoci la faccia, e quindi senza satira ma direttamente questo tipo di narrazione che è stata fatta unica in questi 3 anni, dove venivi ghettizzato, censurato, chi più ne ha più ne metta. E voi sapete anche la guerra che è stata fatta nei miei confronti, direttamente e indirettamente, cercando anche, perché non si poteva dire facciamo la guerra per questo motivo. Allora i motivi sono diventati più disparati. Ecco, quei giornalisti che magari sono stati portati in tribunale perché avevano fatto un articolo accusando Tizio di aver detto di essere Novax, chi più ne ha più ne metta, eccetera eccetera, cercano di difendersi, diciamo, ma noi, il diritto di giornalismo, la libertà di pensiero, se un giornalista gli togli quello, perché mi querelate? Perché mi portate in tribunale? Perché io ho detto quello che pensavo, e il giornalista è sacro, il diritto del giornalista, no? Sì, i giornalisti quindi hanno il diritto sacro di poter scrivere quello che vogliono, compreso anche cazzate nei confronti di certe persone o di certe situazioni, e lo vediamo quotidianamente, e gli altri invece no. Gli altri devono allinearsi, se no vengono esclusi, ghettizzati, colpiti in qualche modo a lavoro o come in un modo o nell'altro, gli viene impedito di lavorare, o vengono messi in un angolino, o comunque c'è la volontà di creare, capito, la discussione intorno per evitare che possano lavorare. Ecco, questo a me fa sorridere. Vero è che, come diceva Sandro, è assolutamente certo che c'è stato un allineamento generalizzato, artisti, musica, conduttori TV e chi più ne ha più ne metta, e le pecore nere, tra virgolette, o le mosche bianche, però mosche bianche mi piace meno, semplicemente perché le mosche sono un po' in confidenza con la merda. Le pecore nere alla fine sono state davvero poche. Cioè io ho la consapevolezza, assieme alla consapevolezza di cui parlavate voi, che alla fine siamo pochini, nel senso, rispetto alla mandria, tra virgolette, come mi piace chiamare la mandria umana, alla fine siamo pochini, tutt'oggi, nonostante tutto quello che stiamo vedendo, tutto quello che sta uscendo fuori, siamo pochi, ragazzi, siamo pochi. Questa è una consapevolezza che un po', non dico che mette paura, perché io paura difficilmente, non mi ricordo di aver mai avuto forse paura vera nella mia vita, però nel senso di terrore, però un po' dici, come la si andrà a finire? Perché questa è la domanda alla fine. Fondamentalmente sì. La domanda fondamentale che sta fatta, Sandro Rosso, con l'intervento da parte tua, la domanda fondamentale alla quale si risponde se si ha la voglia di lottare in maniera dipendente facendo quello che sa fare meglio. Nel tuo caso specifico facendo satira, usando il riso come arma di combattimento, come arma di guerriglia in questo caso, cosa che hai fatto in maniera brillante in questi 2 o 3 anni, e hai cercato di colpire da dove nessuno voleva colpire. I politici in quel periodo, il periodo, diciamo così, della dittatura sanitaria, perché di questo si trattava, sono stati i tuoi bersagli senza problemi. Noi ci ricordiamo tra tutte la limitazione più dirompente, più irriverente del signor Proroga, giusto per capirci, perché quello che ci ha, esatto, è quello che ci ha detto, allora qualcuno ancora c'è che la voglia prendere per il culo il potere in questo periodo. Il caro Proroga è stato il tuo bersaglio, uno dei tuoi bersagli preferiti, non l'unico, però per capire. Ancora parla. Sicuramente io ancora parlo, però è ancora più importante, perché sono stato grazie al mio governo siamo riusciti attraverso il PCM a creare infrorogabili. Scusate, si impiccia la lingua dopo 8 litri di vino,
Probabilmente questo stato di emergenza che per me esiste ancora adesso. Esatto, appunto. Non capisci mai che cazzo dica quello. Esatto. Ubriaco. Il signor Proroga. Ma la cosa triste è che ovviamente, come tutti gli zoo della politica, anche questo non ha fatto eccezione in quanto a miseria umana. E la cosa triste è che c'erano pochi eroi, tipo te, che cercavano di additare queste. Guarda che sono uguali agli altri, non è che è cambiato molto. Peggio, sta andando pure peggio con la gente. Quindi la cosa inquietante è proprio quella. Le maschere cadute in questo periodo, come dicevo all'inizio della trasmissione, ci hanno consentito di capire proprio questo. La cosa brutta, che adesso si sta cercando di riaddormentare un po' tutto quanto, dire vabbè è andata, dai, esatto, dai, passiamo tutto. È successo. Però dai, dobbiamo capire la natura di questi passaggi. Allora, quello che dicevo prima, l'artista che non si piega, no? Allora chi fa in teoria satira, che poi non fa veramente satira, chi non è libero di esprimersi, il cantante e via dicendo, come diceva giustamente anche Enrico, il rapper e via dicendo, questi lo fanno perché, non è perché, intanto non hanno un pensiero proprio forte, ma hanno soltanto la necessità di esibirsi e di guadagnare, di essere famosi. E su questo gli organizzatori fanno la differenza. Adesso io verrò a Cagliari, no, a fare lo spettacolo. Io vengo sulla forza mia personale perché il mio agente mi ha buttato fuori dall'agenzia al tempo e io non rientro certo oggi, anche se lui dovesse cambiare idea, sia l'agente di cinema che quello di spettacolo per fare il tour. Me lo faccio da solo. Mi organizzo da solo e chi vuole venirmi a vedere viene a vedermi perché tiene a vedere un certo tipo di spettacolo, intelligente, divertente, perché gli piace quello che faccio o perché rispetta la mia posizione, che è una posizione libera, e va benissimo. Chiaramente a me converrebbe avere degli agenti che mi tutelassero, delle organizzazioni più grandi che mi permettono di fare numeri diversi. Questa cosa la paghi con la sottomissione, non essendo libero dal punto di vista espressivo. Cioè, Vasco, Giovanotti che citavamo, non è che sono contrari o a favore, semplicemente fanno quello che gli dicono, perché altrimenti poi il palazzetto, lo stadio non lo riempi, perché senza quell'organizzazione tu come persona fisica non sei in grado di fare quella cosa. Invece l'ospitata a Sanremo ti serve, il cachet quando va in televisione ti servono queste cose, ed è per quello che poi non c'è uno spirito artistico libero, vero, perché poi dipendi da altri. Il rapper dovrebbe dire quello che gli viene in mente, non lo dice. Oggi siamo in una situazione paradossale in cui non puoi dire frocio, ma lo devi fare. Cioè, devi far frocio a tutti i costi, pure se non lo sei, ma non lo puoi dire. Andate un po' a fanculo. Ma che cazzo è? Esatto. Io questa cosa la fronteggio in maniera diretta e senza mezzi termini. Quelli che invece adottano questo sistema, seguendolo in maniera pedissequa, sono quelli che ottengono dei risultati, perché poi fai la grande tournée, ottieni dei risultati economici e di fama inattesi da parte dei giovani rapper. Oggi ci stanno certi che c'è sta uno si chiama Lazza, alzati e cammina, Lazza. Questo qui ha fatto una canzone, pare chissà che cazzo ha fatto la canzone, le coriste valgono 10 volte quello che fa lui. Cioè sono cose che non... Tu dici, ma come fa? Quello riempie i palazzetti? In che modo? Ma lui come tanti, Ma per fare che? Questa è gente che dureranno 5 minuti di gloria, che sono dati dalle grandi agenzie e grandi organizzazioni che costruiscono un personaggio sul nulla. Sul nulla. Sì. Mo pure quest'altri qua, i Manesquick, come cazzo si chiamano? Sono entrati in un locale a Roma, non li hanno riconosciuti perché erano vestiti, poi si sono spogliati, cazzo sei un Manesquick, che bello, da nudi li riconoscono perché camminano soltanto nudi. E questi qua per esempio hanno un successo enorme, straordinario, internazionale rispetto alla musica che fanno, che è veramente elementare. Poi per carità, noi ci sentivamo pure i Righeira, però voglio dire, tra Manesquick e Righeira la differenza non è grande. Un altro livello, un altro livello. I Righeira è un altro livello. Voglio dire, però capito che oggi questo gruppo di giovani romani sembrano i Queen. Cioè, sembra, capito, ma di che? Cioè, la musica è una cosa, e quella cosa che fanno loro, per carità, canzoni anche orecchiabili, qualcuna, però stiamo rispetto al successo internazionale che è dato soltanto dalle organizzazioni che li finanzia e che li mette in piedi come
evento del secolo, perché di per sé, dal punto di vista artistico e musicale, non è che fanno schifo, ma sono poca roba rispetto al clamore. È tutto così. Assolutamente, Enrico. E noi andiamo a fanculo, via. Assolutamente, esatto. Esattamente. Mi sembra anche ovvio. Però in questo caso è un vaffanculo sincero, un vaffanculo di popolo, ma non un vaffanculo, sai. Assolutamente. Mi è uscito dall'intestino, figurati. La via breve, diciamo così. Per cui, perché sai, adesso siccome ci hanno rovinato anche il vaffanculo adesso, dopo quello che è successo in questi ultimi 10 anni, certo. Riappropriarci del vaffanculo in maniera sana e popolare e dialettica magari ha un valore da questo punto di vista. Allora, prima io ho saputo dire. Assolutamente sì. Io da romano esatto. c'ho un master di parolacce. Sì, ma infatti la cosa bella della parlata romana è proprio quello che la sua veemenza, la sua genuinità da quel punto di vista, anche per mandare al diavolo la gente non ha pari, per quanto mi riguarda. Sì. Da buon romano al cavalierato al merito, come ha detto. Esattamente. L'assemblea lì a Rimini, no? Esattamente. Che lei ci ha mandato al merito per i fischi presi. Assolutamente sì. Allora, prima di volevo dare la parola poi a Sandro per parlare del suo spettacolo, perché interessava approfondire alcune cose, però prima volevo dare la parola a Enrico. Enrico, allora, da questo punto di vista, Sandro ci sta dicendo in maniera molto chiara che c'è tutto un sistema, un carrozzone alimentato a denaro che poi alla fine dentro non ha niente se non qualche escremento. Il discorso è che vale per lo spettacolo, vale per la politica, anche perché in questo momento, e noi di Mentino siamo stati profetici, grazie Enrico, lo dico sottolineandolo 4 volte, anche il carrozzone della politica sta venendo sputtanato perché adesso stanno salendo fuori tutti gli escrementi che c'erano dentro. Poi anche Sandro, se vuole può intervenire su questa cosa, perché parlavo di maschere che cadono, ormai c'è uno sputtanamento generale e oltre che cadere le maschere cadono anche ovviamente tutti gli alibi e inizia nel cesto dei serpenti, le varie serpi cominciano ad azzannarsi tra di loro. Puoi immaginare. Enrico e poi Sandro, se vuole intervenire. Sì, guarda, il discorso è tornando appunto a piombo sulla questione, come carrozzone c'è appunto per tutto l'avanspettacolo, è lo stesso carrozzone che ovviamente alla fine si trasferisce, no? nelle varie situazioni, ma è tutto funzionale allo stesso carrozzone alla fine, compreso quello politico, perché sarebbe da scemi pensare che lo spettacolo, l'informazione, i media non dipendono direttamente, vedasi i finanziamenti, dalla politica. Tutto è politica. Ok, al mondo d'oggi tutto, anche lo sport, e questo è ampiamente dimostrato, anzi ti dirò di più, lo sport, dove io lavoro, e lo sapete, è la zona franca della politica, dove si vedono, è molto peggio della politica, si vedono le schifezze peggiori in assoluto, che in politica non si possono fare se non di nascosto, nello sport invece si riescono a vedere quasi alla luce del sole. Detto questo, e chiusa la parentesi sul discorso sportivo, il mio ragionamento, che è molto semplice, ma rispetto a tutte le cose che stiamo vedendo, che pubblica quotidianamente, il discorso di intercettazione, eccetera, non faccio pubblicità, però, diciamo, la verità che sta uscendo in un quotidianamente, la verità delle intercettazioni di certe cose che vengono pubblicate quotidianamente, comprese le intercettazioni, ok? Tra i vari attori protagonisti delle cose accadute in questi 3 anni, la domanda è: non c'è nessuno delle varie trasmissioni, a parte Fuori dal coro, che per me comunque è in parte funzionale al sistema anche quello, cioè per continuare a creare il gioco delle parti e delle contrapposizioni, certo. Assolutamente funzionale, ma questo lo dico, Sandro lo sa da principio, è una trasmissione che comunque lui stesso ha sempre detto che era funzionale al sistema, perché arriva fino a un certo punto, ma poi
più di tanto, poi nella stessa rete danno uno come Brindisi o diritto al rovescio con Del Debbio, che voglio dire stanno non dall'altra parte de più, detto alla romana sempre per Sandro, ma comunque escono fuori intercettazioni, quotidiani, ok, su un quotidiano di tutto quello che è successo, e negli altri quotidiani non viene fatta mezza parola. La cosa esce e va in giro praticamente in silenzio. In TV non c'è mezza trasmissione che ha parlato, a parte questa di Rete 4 che conosciamo, di tutta la problematica sul discorso dei vaccini, sul discorso delle intercettazioni, di quello che si sono detti e ridetti i vari protagonisti, eccetera. Ok, non c'è mezza trasmissione che abbia parlato di questa cosa, se non un qualche accenno per riabilitare Tizio Caio o per infamare o far fare la figura dei complottisti al quotidiano che ha pubblicato quelle cose, o qualche mezza velata critica alla trasmissione di Fuori dal Coro. Cioè, questo dovrebbe far capire e pensare che anche lì probabilmente tutto il sistema carrozzone vario o ha già previsto eventuali reazioni che rimangono comunque poco e nulla, o comunque, visto che probabilmente è più utile non parlarne, quindi non dico censurare, però la fanno passare, vabbè, lasciamoli fare, tanto se resta quell'unica trasmissione che ne parla, quell'unico giornale che ne parla, gli altri, la mandria legge altro, guarda altro, chi se ne fotte, tanto sono già tutti allineati, quindi che ce frega, ok? Come quando, non so se avete seguito la polemica appena uscita l'inchiesta sulla procura di Bergamo, eccetera, no? Quella serve li stanno processando perché dovevano chiudere prima, e di qua e di là e di su e di giù. È stata immediatamente, delegittimata con tutti quelli che hanno abboccato alla polemica, no? Non serve un cazzo, non serve a niente, la sarà per chiudere di più, così la prossima volta, di qua e di là. E il che dimostra che poi le persone, la maggior parte, non hanno la più pallida idea di quello che può essere un'inchiesta del genere e anche di quello che può accadere a seguito di dichiarazioni, eccetera, perché quando vengono inquisite o vanno sotto inchiesta un numero 29, adesso non mi ricordo quante persone, una trentina di persone comunque, che dovranno andare in tribunale a rilasciare dichiarazioni, e a seguito di questo poi inizia a saltare fuori tutte le intercettazioni del governo, eccetera, e in mezzo a queste persone ci sono 2 o 3 persone che godono dell'immunità parlamentare, gli altri 25 sempre la romana, col cazzo che ci stanno a fare i capi espiatori, e allora lì volano gli stracci, ed è quello che sta succedendo, perché non so se avete visto Sileri che sta dando le dichiarazioni che era ricattato, quell'altro che era lo stesso, Miozzo che ha detto sì, non facevamo i verbali ma io ho gli appunti delle riunioni informali che facevamo e li porto in tribunale, ok? Quindi c'è tutto un aspetto ovviamente che non viene considerato, che la stampa fa comodo, perché poi subito dopo la questione dell'inchiesta di Bergamo guarda un po', a proposito dell'amico di Sandro, e 2 giorni dopo è stata da fuori che la Procura di Roma aveva archiviato le denunce a carico di Conte, Speranza e Lamorgese, ok? Ed è stata buttata in cacciara la questione, come vuol dire, sì, c'è l'inchiesta a Bergamo, però sappiate che a Roma hanno archiviato questa posizione, quindi sicuramente sarà lo stesso anche lì, perché il Tribunale dei Ministri ha deciso così a Roma, sarà lo stesso lì, quindi tutto messo come quasi a riabilitare certe figure, capito? Ecco, io credo che da riabilitare ci sarà poco, perché tanto le persone, da come vedo e mi guardo intorno, continuano a credere a determinate cose, continuano a guardare determinate cose, e in più molti fanno fatica a riconoscere di essere stati presi per il culo, a meno che non siano stati toccati direttamente da certe situazioni, e allora qualcuno ha dovuto, purtroppo dico, iniziare a dubitare, rendersi conto direttamente sulla propria pelle o di qualche parente di determinate situazioni. Ecco, quindi il mio ragionamento generale
è questo, che comunque il carrozzone è generalizzato, poi cambiano magari le branche, gli aspetti, le aree di competenza, ma alla fine il carrozzone, essendo tutta politica, c'è sempre un legame in un modo o nell'altro che consente una qualche compravendita di prodotti, no? Quindi che di questo si tratta alla fine. Tu dici quello, vuoi lavorare, come diceva Sandro giustamente, devi di questo, guarda, io ti faccio fare successo, poi ogni tanto mi fai l'uscita gender, l'uscita sul Covid, l'uscita sulla mascherina, l'uscita, ricordate lo spot di Ferragni e Fedez sotto il governo Conte? Ve lo ricordate? Così, giusto per esempio, ma potremmo citarne quanti? Migliaia e migliaia e migliaia. Ecco, basta, io mi fermo qua perché credo di averne già parlato, credo di aver reso bene l'idea, ecco. Certamente, no, io volevo qualche battuta da parte di Sandro, una battuta, interventa proprio. Prego, sì, prego. L'ha detto benissimo, l'ha spiegato benissimo Enrico, non ho da quel punto di vista nulla da aggiungere, e tranne il fatto che possiamo dire dal punto di vista pratico, è vero il discorso di un fuori dal coro, una verità, anche la verità, che su alcuni argomenti prende una posizione non tanto di comodo, magari erronea, come il discorso ad esempio del Superbonus, perché probabilmente non l'hanno capito, non lo vogliono capire, però vedi, non mi intervistano nonostante abbiano il mio contatto e da tempo. Fuori dal coro può chiamarmi in trasmissione, non lo fanno e sto in contatto da tempo. Allora il fatto che non lo facciano può essere legato al discorso artistico, no? Non mi piace in teoria, però è strano che invece l'apprezzamento c'è, e allora probabilmente c'è qualcosa che gli impedisce, o non gli conviene o è rischioso. Esatto. Diciamo che non ce ne frega niente, perché dal punto di vista mio noi possiamo, io in particolare, o comunque chi ha deciso di essere autonomo dal punto di vista comunicativo come me, posso fare che cosa? Mantenere questo tipo di autonomia, giocarmela in questo modo. Io non rimango autonomo, gioco di sponda su quello che dicono loro, ossia quando si espongono lo usiamo perché comunque è un canale pubblico, perché La Verità, Panorama, Rete 4 sono dei canali istituzionali e ci aiutano ad arrivare a quelle persone che guardano soltanto la parte istituzionale, e su quello diamo l'elemento in più, affinché poi capiscano che tutto quello che è istituzionale è comunque manipolativo. E allora piano piano iniziano a capire che l'informazione, i dati più interessanti magari si possono trovare in canali extra. Lì però è importante una cosa, è importante il lavoro per esempio che sto facendo, nel senso io non mi sono mai esposto in maniera esagerata, integralista, fuori di testa, perché purtroppo nella controinformazione, chiamiamola così, c'è tanta gente che se ne approfitta, che non ha basi per parlare e che fa più danni di Rai 1. D'accordo. Perché il complottismo becero è peggio di Rai 1, perché rende anche le cose buone, le rende negative. Perché poi pensi, Sandro Torella, Novax, ma Novax che cazzo vuol dire? Novax perché non mi faccio iniettare delle fiale da altri, ma questo non vuol dire che sono una persona poco ragionevole, anzi. Per cui attenzione a chi fa una informazione apparentemente contraria ma che diventa dannosa, perché è fuori di testa. Sono d'accordo. Più che altro per la semplice ragione che l'essere ragionevoli significa porsi dei dubbi, fare domande lecitamente, mettere in discussione, poi chiedere delle prove concrete di quello di cui si dubita, cosa che è tipico di una persona che veramente vuole essere libera. Ciò non significa... Ha sempre fatto, tra l'altro. Esattamente, abbiamo sempre fatto tutti quanti. Che fa certe cose, è 3 anni che dice, raga, guardate le cose come stanno, le cose stanno così. Cioè, non è che dici, ce le hanno sempre scritte, ce le hanno sempre dette, quello che ci siamo sempre detti, cioè l'IS è dalle prime settimane in cui ci hanno chiuso, che dice la media età dei morti è oltre 82 anni, cioè lo mettevano loro per primi sul report. Il giochino è sempre stato quello che poi però passava dalle TV, dai media e era altro, e aiutava poi ovviamente la narrazione, aiutava le persone
paura, a disfare, a ragionare su certe situazioni. Quello cioè, è una parte da lontano, loro semplicemente. Sento aerei di viaggiare nel telefono di Enrico. Sento degli aerei che viaggiano ogni tanto nel tuo microfono, Enrico. Secondo me Sandro che metta. Sì, stanno arrivando non lo so, no, perché sento Enrico, sento arrivare aerei, camion, delle cose. Vengono a prenderti. Esattamente, hanno capito che Enrico Oggi abbiamo esagerato, dobbiamo parlare in maniera più serena. Sì, esatto, dobbiamo seminare odio, cose di questo tipo. Sì, esatto. Enrico, stavi concludendo il tuo intervento per dire, prego. Alla fine, cioè, la maggior parte, come ci siamo sempre detti facendo una battuta, cioè manco quei disegnini. Enrico, un attimo, forse sono io il problema. Prego. Per un attimo ho avuto un disturbo di connessione. Enrico, ci sei? Sì, ci sono. Sandro? Dicevo. Io ci sono, ci faccio pure. Oh, perfetto. Ecco. Vabbè, perfetto. Il tempismo del comico, lo vedi? Quando un professionista è grande artista si ricose da questo, c'è poco da fare. Il tempismo è il tutto. Stavo chiudendo dicendo le varie battute, manco con i disegnini. Tutti abbiamo giocato unendo i punti, i numeretti, i punti, no? Manco unendo i puntini, perché poi ci sono talmente tante cose sbattute in faccia che se non fossimo col paraocchi in certe situazioni creato social, informazione, paura, perché poi ognuno è diverso e reagisce in maniera diversa, probabilmente dovremmo essere in grado di capire le cose. Ecco, secondo me Sandro in questi 3 anni ha fatto esattamente questo, cioè portava i fatti, perché poi spiegava quali erano i ragionamenti. Non è che fossero ragionamenti, uno dice minchia guarda che giro, che ragionamenti cervellotici, cazzo, erano cose talmente evidenti, talmente così visibili a uno che insomma non è ottenebrato da paure, da chissà cosa, non sta lì nel tunnel della TV e dell'informazione generalizzata, che alla fine non puoi nemmeno pensare che possa essere complottista, cioè sono evidenze, sono fatti, e tra l'altro sono tutti fatti che tenuti nascosti durante questi anni alla fine stanno venendo fuori pian pianino. Ma ne esce una al giorno, ragazzi, ne esce una al giorno, e sono tutte cose che danno ragione a chi ha detto determinate situazioni sui fatti, cioè su cose che loro stessi, l'Istituto Superiore di Sanità, eccetera, dicevano, ok? Poi dopo si sono resi conto, aspetta, perché un po' l'abbiamo detto, è chiaro, forse così è meglio non farle uscire troppo, non dargli troppa pubblicità a certe cose. Sì, continuiamo a scrivere, così non ci possono dire niente, però nel frattempo poi nei messaggi, nella comunicazione cerchiamo di far passare altro, perché questo è il gioco che hanno fatto, né più né meno. Certo, il discorso è molto semplice, è la comunicazione che ha fatto la differenza, infatti adesso tutti i guasti di questa comunicazione stanno emergendo. Parlando di comunicazione, per questo caso anche di promozioni, io volevo dare la parola a Sandro per parlare appunto del lavoro che sta portando avanti e che sta portando in giro per l'Italia, il suo spettacolo, che ovviamente è il patrimonio, il tesoro, diciamo, di tutta questa esperienza e anche delle conoscenze e degli studi e del tentativo di far comprendere come gira il mondo in una certa maniera, giusto per allontanarci dal discorso del becero complottismo. Questo non è complottismo, ma è l'uso della ragione e dell'informazione per aprire gli occhi, ovvero lo spettacolo che Sandro sta portando in giro, Fanculo il PIL. Allora, mandare a fanculo il PIL è la cosa più saggia e la cosa migliore per iniziare a far capire cosa veramente conta nel mondo reale, concreto, di tutti noi. Quindi Sandro, questo spettacolo è un tentativo di aprire gli occhi sulla realtà alle persone, ovviamente, non è solo un tentativo di fare della sana satira, della sana comicità o della comicità, comunque il tentativo di ridere, farsi domande e far fare domande fondamentalmente. Prego. Precisamente, è uno spettacolo che io ho messo in piedi, pensa, nel 2011, dopo oltre 10 anni che era in aspettativa, era in gestazione, nel senso che è una cosa che avevo pensato quando ero all'università, perché non ci crederete,
Non ci crederete, ma sono stato addirittura all'università e devo fare coming out. Addirittura mi sono, no, ve lo dico, mi sono laureato, scusate, chiedo perdono a chi mi segue, purtroppo sono errori di gioventù, ho fatto questa cosa. Sei laureato, sei un po' ignorante, no? Esatto. No, per il resto, no, Enrico, per il resto sono normale. Però ho questo marchio, diciamo, nella mia vita e niente. E allora questa cosa mi ha portato, studiando la materia anche in maniera un po' diversa, difforme rispetto mi ha portato a studiare, tipo che ne so, pure i classici, Smith, Marx, sai, questi, e a vedere l'economia in modo un po' diverso rispetto ad altri. E niente, questo è successo e alla fine nel 2011, dopo anni, ho messo in piedi questo spettacolo, c'era Monti, ve lo ricordate Monti? Chi se lo dimentica? Mario e Monti, io pensavo fosse un risotto, invece Mario e Monti era una pizza, e invece no, una pizza ce l'ha data lui. La voglia. Cioè, un pizzone di quelli pesanti. E allora, grazie proprio a sta testa a questo presidente, noi abbiamo avuto la possibilità statista. Una testa da statista. La testa statista, sì. A sta cazzo di testa, perché esatto. È veramente eccezionale. E abbiamo, insomma, fatto in quel periodo questo spettacolo. Poi riapro il teatro, che ho tenuto chiuso ad hoc proprio volontariamente, perché non avrei mai accettato il ricatto dei pass di queste schifezze. Riapro il teatro, quando lo riapro non posso fare a meno di rifare come primo spettacolo proprio questo Fanculo il PIL. Mi permetto una parentesi, Sandro, perdonami, mi permetto una parentesi. Sì, mi permetto una parentesi un attimo. Insomma, a fare questo spettacolo adesso. Sì, mi permetto una parentesi, poi ti lascio parlare. Girava la voce, una voce molto sgradevole, e questa voce aveva come oggetto il fatto che che venisse chiesto il Green Pass ai tuoi spettacoli, ed è una voce infame. Ci tengo a sottolinearlo, è tutto falso, perché qualcuno in alcuni canali degli racconti informali, in alcuni canali o discussioni faceva girare questa voce. Ci tengo a smentirla completamente, non è mai stato chiesto niente del genere, è tutto falso. Chiedo parenti, scusate, mi dispiace di averti interrotto, ma ci tenevo a No, vabbè, hai fatto bene, no, non l'ho mai chiesto apposta, non l'ho mai chiesto, ho fatto addirittura i corsi durante i vari periodi, le zone gialle, verdi, rosse, li facevo comunque, e io non ho mai chiesto il Green Pass, non mi permetterei mai, non so come dire. A parte il fatto che cazzo, cioè, proprio non ci penso proprio, cioè tutta quanta questa cosa, la tendenza che ho avuto personale è quella di non considerarla, perché la ritenevo una cosa lesiva dei diritti delle persone e che poteva essere messa in piedi soltanto dalle persone. Esatto. Per cui non ho mai aderito. Una volta che me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto scusi, lei è al Green Pass, ero al nord Italia in una di queste cave, sai, che era di museo, sì. Non mi ricordo il luogo, era proprio del profondo nord, quasi al confine, e praticamente mi hanno chiesto, mi sembra vicino Tarvisio, e mi hanno chiesto il Green Pass. La mia risposta è stata no, grazie, non aderisco. Quella mi ha guardato e mi ha detto, che cazzo hai detto? Cioè, per entrare dovevo mostrare il Green Pass e ho detto non aderisco, grazie. Non ha capito che la risposta, manco io ho capito che cosa ho risposto, perché non ne aderisco, perché non mi interessa, perché non so che vuoi, non so come dire, perché figuriamoci se io potessi chiedere il Green Pass dentro il mio teatro. Vabbè, ci tenevo a non so chi l'abbia detto, ma se mi dite chi è che l'ha detto, così possiamo fare anche tranquillamente i nomi. Allora, chi è quel coglione? Il coglione in questo caso purtroppo non posso darti il nome per il semplice fatto che mi è stato riferito che in alcune discussioni, commentando in alcuni canali utenti di alcuni canali, è saltata fuori questa cosa che tu avessi chiesto il Green Pass degli spettacoli. Io ho detto, guarda, mi sembra molto strano, però chiediamo all'artista, visto che abbiamo l'artista, ma sono partito col presupposto, ma è ovvio perché ci tengo quando ogni volta che c'è la possibilità a smentire ogni voce infamante o denigratoria nei confronti dell'artista e del pensatore che viene qua ospite, perché chi viene qua ospite si sa già che è una persona che ha il libero pensiero come punto di vista e la libertà come orientamento. Per cui... Sappiamo, è lo sport nazionale quello, l'hanno accusato anche di diverse appartenenze politiche. Esatto. Sì, non mi sono mai candidato, né mi candiderò mai, e continuo a ripeterlo.
e non ho mai fatto come altri, non faccio nomi, Puzzer, il contromovimento, la finta di corpo alla Shevchenko. Ricordate? Ha firmato col sangue, dopo 5 minuti si è candidato, con gente che lo giustifica dicendo si può cambiare idea. Sì, dopo un quarto d'ora, ma che cazzo hai detto? Io da quel punto di vista non cambierò idea mai, per cui lo ripeto anche oggi, l'ho detto più volte, io personalmente non mi candiderò mai, perché non mi interessa fare politica, non la so fare, non darei un buon servizio a nessuno, non darei un buon servizio a me stesso, pertanto non mi troverete, anche se me lo chiedete, non mi troverete mai candidato in politica. Così come ho detto non chiederò mai il Green Pass, infatti non l'ho mai chiesto, e chi prova a dirlo è molto semplice, portasse il video che nel mio teatro qualcuno ha chiesto, perché quel video non esiste, o una foto, e lo sai perché non esiste? Perché non è mai avvenuto. E io dico esplicitamente che chi si è permesso di dirlo è una testa di cazzo, e la foto in cui si vedono i gioielli di famiglia sopra il cuoio capelluto, quella la posso trovare, perché è una testa di cazzo. Perfetto, ti capiamo. Abbastanza chiaro? Perfetto, più chiaro di così non poteva essere. Io l'ho chiesto apposta perché volevo che fosse tutto chiaro. Con te no, non l'ho la mai chiarezza. Fatto. Quando dico una cosa la mantengo, per cui dico quello, faccio quello, fine. Magnifico, è un piacere comunque avere sempre questa chiarezza e onestà. Poi io lo davo per scontato, per cui era semplicemente perché volevo sentire dalla mia voce dell'artista. Io mi ho detto, riprendiamo a parlare dello spettacolo, che magari è più importante, che adesso volevo che tu descrivessi lo spettacolo, cercassi di dare insomma delle tracce. Ecco, prego, scusami l'interruzione. Niente, no, ci mancherebbe. Allora, guarda, lo spettacolo è uno spettacolo che parla sì di economia, ma è come se fosse una lezione, nasce tipo lezione di economia, però particolare, in cui faccio interagire il pubblico, in cui spiego che l'economia è un fatto collettivo, non è una scienza matematica come viene utilizzato, no? Vengono utilizzate le formule matematiche per spiegare le proiezioni, i modellini che poi non aderiscono mai alla realtà, come i modellini del virus, no? Che poi se continuiamo così moriranno tutti, ne è morto nessuno. Per cui l'economia viene raccontata, spiegata e studiata in una maniera erronea, e noi in una lezione nuova spieghiamo i tasselli principali che permettono al pubblico di capirne di più nel momento in cui sentono un telegiornale, leggono un giornale, avere degli elementi che ti permettono di capire come funziona la moneta, che cosa significano alcune diciture, come funziona un bilancio. Spiego delle cose in maniera molto divertente, e poi parlo dell'istruzione della parola, di una serie di cose. L'aspetto psicologico è molto ricco di elementi, però è un gioco di un'ora e mezza insieme al pubblico, in cui il pubblico è anche parte attiva, e se ne esce con un cambiamento, perché insomma è divertente, ti cambia, ti dà qualche elemento in più. Oggi Bellissimo. Più di prima. Bellissimo, cioè è un modo proprio di portare la persona, di guidarla in qualche modo, di renderla anche partecipativa in una sorta di consapevolezza. Quindi dicevo bene quando ho iniziato a far domande e far fare domande. La parte attiva del pubblico esiste, quindi c'è una grande partecipazione, bellissimo. Quindi è un laboratorio oltre che uno spettacolo, se vogliamo. È un laboratorio, hai detto bene. È di fatto un laboratorio, lo vivi come spettacolo perché ti diverti, una cosa così, no? Però è anche un laboratorio, ne esci con una consapevolezza, una conoscenza, con elementi in più anche da valutare. Nel senso, io ti do gli elementi, poi è il singolo che si industria e cerca di applicare, di capire meglio la cosa, anche perché, ripeto, la fanno passare come una cosa astratta, tecnica, in realtà è l'elemento fondamentale della vita quotidiana di tutti. Cioè noi dipendiamo totalmente dagli schemi economici. Vai a scuola, studi nella speranza di ottenere il miglior lavoro, la posizione sociale, ci sono tutte quante cose legate a un'economia malata, per cui ogni istante della tua vita è legata all'economia. Come puoi non venire a vedere uno spettacolo simile che ti dà gli elementi per capirla? Ti diverti e invece passi la vita a guardare Brignano che dice cazzate, cioè non lo so, e poi ti dice vaccine, non lo so, non ha molto senso, ecco, non ha molto senso. No, secondo me no, non perché il mio sia lo spettacolo più bello del mondo, ma quello come altri esistono spettacoli, cose interessanti, e quelli che fanno maggior audience sono delle cose inutili, per carità magari pure divertenti, però inutili. Ho capito, vabbè, è interessante questa cosa. Ora io volevo anche andare un pochettino in conclusione di questa nostra chiacchierata,
prima volevo chiederti una cosa a proposito delle tue collaborazioni, perché stai collaborando ottimamente con un altro protagonista della, tra virgolette, area del dissenso, che è appunto il maestro Andrea Colombini. Il nostro sodalizio umano, culturale, artistico sta dando frutti, come la trasmissione Attenti a quei due, le vostre varie, insomma, collaborazioni, le vostre varie conversazioni, le ospitate l'uno sul canale dell'altro. Interessante, come avete iniziato questo? In effetti non ho mai saputo bene chiarire come avete iniziato questo sodalizio umano e artistico. Quando è cominciato? Tutto molto bello, e ormai sono oltre 2 anni, siamo entrati nel 3° anno di dirette sistematiche una volta a settimana e di spettacoli insieme, nati dal nulla. Cioè praticamente io seguivo alcune sue esternazioni e dirette, lui seguiva i miei video e ci siamo messi in contatto reciprocamente, per cui ognuno cercava l'altro e ci siamo conosciuti. Detta così sembra una storia omosessuale, non è così, ci siamo conosciuti telefonicamente e da lì è nato questo facciamo una diretta? Facciamo una diretta, e ci siamo trovati subito in sintonia, per cui fondamentalmente abbiamo sempre improvvisato tutto, per cui tutto quello che vedete è totalmente improvvisato, sia ogni diretta, dove noi non stabiliamo mai cosa andremo a dire, inizia e non sai come finisce. E lo stesso gli spettacoli, cioè lo spettacolo inizia così e finisce nell'altro modo, noi non sappiamo quello che abbiamo fatto, non concordiamo nulla, e ogni cosa che vedete in scena. L'altro giorno lui mi ha portato delle poesie che aveva scritto durante il lockdown, ha iniziato a interpretarle e mi ha detto adesso mimale, io non l'avevo mai viste e abbiamo improvvisato questa cosa divertentissima, così, cioè tutte quante, Figliolo, sono originario di Figliolo, pure quello lì. Che ne so, a un certo punto mi sono messo Gobbo da una parte, ero Figliolo, cioè escono fuori delle cose dal nulla e noi le facciamo, per cui non so, si è creata questa alchimia, questo connubio straordinario, totalmente casuale. Affascinante, molto bello, molto bello. Ovviamente, molto bello, sì. Ovviamente saremo, noi adesso stiamo... Sì. A luglio dovreste essere tutti e due in Sardegna di nuovo, giusto? A luglio torno in Sardegna, perché in Sardegna vengo il 20 di maggio per fare lo spettacolo. Stiamo al Teatro Massimo, all'M2, e invece verrò in piazza da voi insieme a Andrea Colombini il 29 di luglio per fare lo spettacolo in piazza, che come al solito sarà totalmente improvvisato, per cui 20 di maggio fanculo il PIL e il 29 di luglio Colombini e Torella. Ovviamente è una scusa, questa è l'occasione per inviteremo qui in radio, vogliamo invitare anche il maestro Colombini, per cui faremo in modo di cercare il contatto tramite te, perché ci aiuterai a portare in radio Andrea Colombini qua, perché abbiamo voglia il piacere di ospitarlo, il piacere di conoscerlo, insomma, direttamente, che anch'io lo seguo spesso e ovviamente facciamo parte di quel gruppo, di quella comunità, e quindi il condividere questo pensiero sarebbe molto molto stimolante, per cui lo braccheremo grazie a te. Poi considera una cosa, questo va detto, allora quando stiamo con Colombini per scelta nostra, mentre quando sto da solo posso mantenere un comportamento più o meno morigerato in base alla tipologia di spettacolo, con lui noi abbiamo un accordo secondo il quale dobbiamo andare oltre i limiti sempre, per cui il nostro linguaggio è proprio senza contegno. Benissimo, perfetto. Questo è detto soprattutto per chi viene a vederci, cioè non vi scandalizzate, è proprio questa è la norma. Diciamo che pochi compromessi, anzi nessun compromesso, addio politicamente corretto, quindi non so neanche dove sta di casa. No, proprio zero, cioè, sotto zero. Va bene, meraviglioso. Comunque, in conclusione di questa nostra chiacchierata, intanto devo ringraziare 100.000 volte entrambi. Enrico perché lui porta avanti questa realtà che è Mentino News, e quindi è una colonna portante, e poi lo ringrazio perché ha dato la possibilità ai nostri ascoltatori di conoscere Sandro Torella, la sua arte, il suo lavoro e il suo impegno, quindi una serie di ringraziamenti. Poi ovviamente grazie a Sandro perché è stato disponibilissimo a stare con noi un'oretta a chiacchierare così con tanta gentilezza, per cui adesso lo lasciamo sui spettacoli, sui percorsi e i suoi impegni, e ci riproponiamo di sentirci quanto prima per organizzare, anche per sapere un po' come organizzarci per
per lo spettacolo, insomma, per poter anche magari intervenire o contribuire in qualche modo, e poi anche ovviamente per fare eventualmente altre, chissà, altre situazioni anche radiofoniche, se si avrà voglia, il desiderio, il piacere di fare queste molto cose. Volentieri, molto volentieri. Il mio percorso, considera, adesso è verso Roma, perché sto tornando da Vittorio Veneto. Ho fatto la serata qui ieri, peraltro un posto molto bello, una situazione, ci siamo divertiti tanto, e adesso la strada è verso il ritorno a casa. Quindi un weekend di riposo almeno, qualcosa del genere. Sì. Meno male. In realtà oggi, poi domani dico, il teatro, dai. Ci riposiamo un quarto d'ora, via. Sì, però vabbè, è un lavoro che è anche un piacere, per cui chi fa il lavoro che sente di poter fare, sente di voler fare, non lavorerà mai un giorno in vita sua, per cui è un'ammissione che è anche un piacere dal punto di vista. È vero. Ed ognuno di noi dovrebbe combattere per questo, fare quel lavoro che desidera fare, che veramente fa risuonare le corde della propria anima, e quindi diventa un piacere e non si lavora mai più. Chiedo scusa a tutti i minatori. No, proprio chiedo scusa, perché c'è chi lavora davvero. Sì. Chiedo scusa a tutti quelli che lavorano. È il sogno di ogni uomo, però magari un bel giorno riusciremo anche a realizzare il sogno di queste persone che magari vorrebbero fare altro nella vita. Ognuno si impegni come può, però intanto il sogno non deve mai morire. Benissimo, grazie infinite a Sandro Torella. Enrico, allora, grazie infinite per questa bellissima puntata. Ci risentiamo, questa sarà una piccola perla, insomma, di questo periodo di radioascolto live, e intanto, ringraziando Enrico e il nostro ospite Sandro Torella, ricordo alle persone che ci vogliono seguire e ascoltare di iscriversi al canale di radioascolto live, attivate le notifiche, seguire la piattaforma audio di Spreaker e seguire la nostra pagina Facebook con il link sempre in continuo aggiornamento. Continuiamo così, non ci arriviamo mai, e continuiamo comunque sia a portare avanti questa nostra piccola situazione, taverna del libero pensiero, come ho detto all'inizio della trasmissione. Grazie ancora a Sandro Torella, Enrico Barreto come sempre, io sono Gabriele, Memmentino News, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, grazie.